Allora, con Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, e il ruolo degli alpini è stato anche quello di abbellire questa stazione, quindi tutto pronto per la prima corsa. Beh sì, noi di fatti abitiamo qua, nel senso che abbiamo qui la nostra sede sia sezionale che dell'unità di protezione civile, per cui ci siamo sentiti anche onorati di condividere questo momento, questo percorso, di ridare vita anche alla città attraverso il ripristino del servizio ferroviario e quindi ben lieti di averlo fatto. E quindi questi treni che potrebbero portare anche una nuova linfa, una nuova vitalità anche alla città e a questa stazione. Sicuramente la città ha bisogno appunto di tornare alla normalità, soprattutto in questo periodo di Covid, in tutti i sensi alla normalità, quindi anche attraverso i servizi pubblici. Siamo nell'imminenza dell'apertura delle scuole, per cui anche il servizio dei treni che darà alla cittadinanza sarà prezioso in questo senso. Con il presidente di Ferrovie Arrugginite Paolo Campeotto, e qual è la storia di questa ferrovia? Beh, in poche parole, la storia di questa ferrovia nasce in due tranche. La prima nella fine dell'Ottocento con la tratta che unisce le due città, le due cittadine maggiori del Trevigiano della Sinistra Piave, Vittorio Veneto e Conegliano. E mentre la seconda parte della ferrovia da Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi, con un progetto anche che andava oltre Ponte nelle Alpi verso il Cadore e del ventennio fascista, dunque degli anni verso la metà fine degli anni 30, su un progetto che prevedeva, e si nota benissimo chi viaggia per questa ferrovia, che prevedeva il doppio binario. Ecco, è stato fatto un binario solo e poi la storia che vedete adesso, no, con l'elettrificazione, è la storia di questi giorni. Ecco. Diciamo che è stata una ferrovia che ha avuto degli alti e bassi. Era prevista anche la chiusura della tratta come erano previste negli anni 70, le chiusure delle linee dei famosi rami secchi. Fortunatamente così non è successo, è stata rinnovata, è stata messa a posto e diciamo che è abile per accogliere prossimamente i treni elettrici. Con Enrico Caberlotto di Treni Belluno, e i bus sostitutivi lasceranno lo spazio ai treni dopo oltre un anno. Qual è l'importanza del ritorno di questo collegamento tra Conegliano, Vittorio Veneto e poi verso la montagna? Beh, con la riapertura della ferrovia si ritorna ad avere un collegamento tra la montagna e la pianura che certamente può essere più affidabile e più gradito dall'utenza di quanto non lo siano gli autobus sostitutivi che hanno sopperito alla mancanza per questo anno. Ma soprattutto è il primo passo concreto verso l'attivazione dell'elettrificazione che avverrà, auspichiamo, nei primi mesi del prossimo anno, e che darà una vera svolta alla qualità del servizio ferroviario nella pedemontana e per il bellunese.